Salotto. Allora signore e signori, benvenuti al Salotto di Mao. Siamo qui al Lab in Piazza Vittorio per questa puntata del Salotto particolarmente ricca e anche eclettica. Tra poco ci sarà la possibilità di ascoltare ormai un nostro aficionados, un nostro artista qui il nostro compaesano, il nostro buon Alessandro Casalis, ma avremo modo anche poi di girare un po' la ruota dei generi, perché entreremo un po' più nel blues e andremo a scoprire la musica dei Waka Onda. Spero di averli pronunciati bene, ma adesso sono già qui sul palco pronti per farci sentire il loro blues, il loro tipo di sound, qualcosa che ha girato il mondo come sound, ma lo andremo a raccontare meglio più tardi. Adesso chiedo comunque un applauso per Ricky Massini. Welcome, benvenuto Ricky con il tuo trio. Allora entriamo subito nel mondo del blues, credo a sto punto. Entriamo nel mondo del blues con il primo brano. Che cos'è? Vai, non parlare, lo so che è un po' brutto che tu dici, ma aspetta che ti devo aprire, hai ragione, meno male che abbiamo fatto sta prova, ecco, vedi che adesso ho detto bene, nel segno del blues, i microfoni erano spenti, ma ho detto bene però. Perfetto. Facciamo un brano del mitico Sonny Boy Williamson intitolato When My Baby She Left Me. Attenzione ragazzi, terribile, cominciamo subito così. Qua una roba tostissima, ci scappa la mano, attenzione, ci scappa la mano con Ricky Massini. Vai. Vado?
Massini. Grazie. Oh, mamma, hai fatto... Umberto Cesarano, Peppo Mattaraines. E questo diciamo è l'ensemble, la band che tu hai così velocemente presentato, ma io guarda partirei subito da un dato di fatto che mi ha lasciato così di stucco, perché tu hai suonato nel posto dove suonavano i Beatles, sei andato a suonare al Cavern Club di Liverpool, tra sì. le altre cose diciamo. Sì. Insomma, questo blues ti fa girare il mondo, sei stato poi a Chicago anche al Chicago Blues Festival con quelli che sono i mostri sacri di questa diciamo disciplina musicale, no? Sì, è stato molto importante, molto emozionante, anche perché Tu dammi le spalle, Ricky, non ti preoccupare, scusami, parla hai dentro il ragione, microfono, dammi le spalle, lo so che sembra un'interrogazione parlamentare così, però. no, è che è inquietante perché sento qualcuno dietro che mi Io se vuoi ti metto un po' di voce davanti così No, mi senti un po' più presente lì effettivamente, guarda, ecco, vengo lì però soltanto a livello acustico, ma anche perché adesso cominciamo lo streaming, ricordiamo che il salotto va in streaming, adesso siamo in streaming sulla pagina di Corto Corto, ci possono vedere dappertutto nel mondo e voi avete suonato praticamente un po' dappertutto nel mondo, forse ti manca Sì. il Giappone ancora come Però, avete suonato in insomma, America. non si sa mai nella vita, quindi Vabbè, speriamo sei di giovane, andare voglia ancora, poi il blues si può suonare anche un po' maturi, anzi viene meglio, no? È vero, verissimo, concordo pienamente. Speriamo. Quindi ci stanno guardando un po' ovunque perché siamo in streaming, poi andremo su Radio Flash, andremo su Radio Città Futura di Roma, insomma ci saranno anche i podcast sempre dalla pagina di Corto Corto, quindi diciamo tutta la burocrazia di informazione l'abbiamo sviluppata. Adesso io cercherei di entrare un po' di più invece nel mondo di quello che suonate, insomma di quello che è il blues che portate in giro. Abbiamo detto siete stati a suonare al Cavern, siete stati a suonare a Chicago, poi me ne sono dimenticate un sacco perché è una biografia lunghissima, io poi me le scrivo a mano, non capisco più niente, però diciamo queste sono quelle che mi sono rimaste di più negli occhi perché probabilmente sono anche quelle un po' più famose per i profani del blues, come posso essere io. Allora, per continuare questo viaggio nel mondo del blues, che pezzo avete preparato in scaletta? Allora, adesso proporremo un brano dei mitici Jethro Tull, perché io e Pep ogni tanto abbiamo la fortuna di avere alla batteria, senza mancare di rispetto al mitico Umberto Cesarano, insomma ogni tanto suoniamo con Clay Bunker, che è il primo batterista storico dei Jethro Tull. Così non mi fate mancare niente proprio. Diciamo che cerchiamo di fare il possibile. Il primo brano, visto che ovviamente i Jethro sono famosi per il mitico Ian Anderson, che ha diciamo così usufruito della sua conoscenza da autodidatta, incredibile questa cosa. Lui è partito da autodidatta a suonare il flauto di traverso e l'ha praticamente sostituito agli assoli di chitarra elettrica e tutto il resto è storia. Quindi i Jethro Tull sono diciamo così non solo una parte importantissima per il progressive rock, ma sono diciamo così rivoluzionari proprio perché appunto Anderson ha messo il flauto traverso al posto della chitarra elettrica e adesso tu fai il contrario, però io faccio il contrario, la chitarra elettrica al posto del flauto traverso, esatto, perché quello non sono capace a farlo, quindi allora siamo andati a pescare dal primo album, che è quello più blues, diciamo così, e questo brano si intitola My Sunday Feeling. Vado? Vadi. My Sunday feelings coming home over me. My Sunday feelings coming home over me. Now that the night is over, gonna clean my hair so I can see. Till I get the put together, I had a feeling wanna be free. I want somebody to tell me where I leave my hellish night. I want somebody to tell me where I leave my hellish night. I really don't remember. Roll my cigarette, think goodbye. Till I get the put together, that old feeling can't be right.
assistance, have you listened to what I say? I need some assistance, have you listened to what I say? I don't feel so good, need someone help me to my back. Till I get the pot together, I've had a feeling he's in my head. Till I get the pot together, I've had a feeling he's in my hand. Ricky Massini, e questo è un finale, questo è proprio un finale come si deve, un finale sentito, un finale che si fa sentire, diciamo, metti proprio la punteggiatura nel posto giusto. Allora, senti, io vorrei, visto che siamo anche in streaming, ricordare, tu arrivi da Biella, no? Sì, Ecco. arriviamo da Biella. Io, Beppe, bassista, arriviamo da Biella, mentre Umberto arriva da Novara. Diciamo, però, Yes. insomma, la zona è quella lì, diciamo. Piemontese. Ecco, però Biella in particolare è un covo di musicisti d'azzardo proprio, perché noi ci avete delle eccellenze mica da ridere. Cosa c'è nell'acqua lì a Biella? Cosa è successo? Perché mi viene in mente Ale Gariazzo, poi io suonavo con Alessandro. Paolo Cucco, insomma ce ne sono. Massimo Serra, Max infatti. Tempio, ce ne sono tantissimi. Sono tantissimi. Siamo in Vi siete tanti. contagiati lì? Ci siamo contagiati. Vi vero? frequentate o vi odiate come si fa veramente nei posti? No, ci frequentiamo, sì. Io diciamo così, tra i nominati sono quello un po' più giovane. Sì. Difatti mi ricordo che a 15 anni più o meno, le prime volte che incominciavo a girare nei locali, andavo a sentire l'Alessandro Gariazzo, il Massimo Serra, Certo. tutti i grandi personaggi con i quali poi ho avuto la fortuna anche di collaborare. Certo, quindi diciamo anche una situazione così di contagio, di emulazione, giustamente, sì, come sì, deve sì. essere. Sì, Quindi sì. un ambiente da quel punto di vista stimolante. Uno dice è un posto di provincia, invece per il blues è un posto ricchissimo, Sì, diciamo. infatti, me lo sono sempre chiesto anch'io, è una cosa È abbastanza strano, curiosa. Sì. è strana questa cosa. Va bene, senti, adesso se non sbaglio invece abbiamo la possibilità di ascoltare un brano che invece è tuo, un brano strumentale, Sì, è un no? brano strumentale, perché oltre al blues, British blues, io sono patitissimo del mitico Rory Gallagher, un chitarrista irlandese, vabbè, non c'entro tutto in questo momento. Oltre a queste, diciamo così, passioni, mi piace la chitarra finger picking, quindi tutto quello che è acustica. Adesso in questo periodo il più famoso è senza dubbio Tommy Emmanuel, però prima di lui Merle Travis, Chet Atkins, Mark Knopfler, che ha poi reso, insomma, è diventato immortale grazie ai Dire Straits. Sì. Quindi tutto questo finger picking mi aveva ispirato già qualche anno fa questo brano intitolato A Light on One's Feet. Attenzione, io non lo voglio Ammazza. ripetere perché te lo rovino. È uno scioglimento incredibile. Incredibile. Ormai diciamo è andato e anche passato. Infatti, una volta mi sono anche detto, ma perché l'ho intitolato? Vabbè. Vabbè, sono quelle cose, ti piace complicarti la vita, ci sta. Un brano strumentale, finger picking, signori e signori, Ricky Massini, però non fatemi ripetere il titolo. A voi. Mozzarella. Quello lì. Yeah, here we go.
Ricky Massini qui al salotto con questo brano, diciamo, strumentale, appunto in finger picking, che di solito richiede l'accordatura aperta, che è una situazione, diciamo, quelle quando proprio sei al top ti porti dietro quella lista di chitarre che poi le prendi già accordate, c'è qualcuno che lo fa, ma diciamo in questo caso a te piace farlo, diciamo, a te personalmente, perché giustamente è una di quelle cose. Va bene, questo era un brano appunto che hai scritto tu. Invece abbiamo ascoltato chiaramente un po' di classici, diciamo, del blues, perché noi potremmo dire che tu sei un laureato qua nel blues, perché vedendo anche un po' tutti i giri che hai fatto, tutti i festival che insomma hai frequentato, a questo punto potremmo definirti tale. Sì, diciamo che ho cercato di intrufolarmi in tutti questi festival e qualcuno mi ha preso in considerazione. Vabbè, è un onore al merito comunque dello sbattimento, chiaro. Quello sì. E allora senti, Sbattersi, quello sì. immagino, perché quando è che hai Tanto, cominciato tanto. con questa, dice, raccontare di quando a 15 anni appunto andavi a vedere già i primi concerti? Ho iniziato un po' prima in realtà, perché mio papà aveva una chitarra in casa, è appassionato di Fabrizio De André, e lui suonava sempre Attenti al gorilla di Fabrizio De André, e da lì ho incominciato ad innamorarmi di questo mondo. E non ne sei più uscito. No. Allora adesso cosa ci fate sentire? Un pezzo di De André? No. No. Ci stava, magari. Ci stava, un blues di De André ci stava. Chissà, magari la prossima quello, volta. quello che non ho lo prepariamo per la prossima volta. La prossima volta ci potrebbe stare. No, immagino che sarà un brano in inglese a questo punto. Qualcosa sì, ok, visto che ho parlato prima del mitico Rory Gallagher, un grandissimo chitarrista irlandese, facciamo un brano che è un altro scioglilingua. They don't make them like you anymore. Anymore. Qualcosa Mozzarella più pomodoro Anymore. Di Anymore, però lo sentiamo. Però è un brano molto bello, secondo me, particolare, e in questo caso perché mentre suonavo prima mi è venuta in mente una cosa. Volevo fare i complimenti a Umberto, perché comunque di solito il set della batteria per queste cose è un po' più completo, quindi sta facendo davvero i salti mortali con solo rullante e spazzole. Sì, un set veramente minimal. Quindi davvero complimenti. Ok. Set minimal. Anche Peppa Mattoraines, dai, sennò poi si offende. No. Ok, facciamo Mozzarella Anymore. Vai. Don't make the body anymore. That's what's showing around. The body, that pressure, that threw away the more. He causes no surprise to me. There are little in your vicinity. If I stand close to you, I'm not sure if I really there with my feet on the ground, but my hand is lost in the air. Oh, how I love you to see. There I live in your vicinity. Where would I go? What would I do if I should run from you? I would have shown with to lose. Would you explain to me something good, something sure? There's something won't let me be. Where would I go? What would I do if I should run from you? I would have shown with it to lose. Would you explain to me something good, something showing? There's something won't
be dead, maybe so, but you know, this might be too late. Oh, how I love you to see there ought to be no vicinity. Grazie. Ricky Massini qui al salotto in Piazza Vittorio al Lab. Allora Ricky, quest'estate cosa avete in programma? Si prenderete un po' di pausa, invece siete a sprombattuto in giro a suonare il blues? Beh, guarda, quest'anno rispetto agli anni passati per fortuna c'è qualche data in più, nonostante il periodo comunque abbastanza delicato esatto, delicato, stavo per dire un'altra cosa, ma è più opportuno dire delicato. Sì, guarda che poi andiamo anche in radio. È vero. Guarda, dunque abbiamo una data interessante con Clive, del primo batterista di Jethro Tull, Clive Bunker, fra 2 settimane a Ternate, a questo Woodstock, che è un festival vintage molto bello. C'è anche la raccolta fondi per il morbo di Parkinson, quindi è una cosa importante. Poi con Umberto la settimana prossima questa settimana siamo a Rio Salicetto, è un blues festival vicino a Reggio Emilia. Poi suonerò al Megève Blues Festival e poi non mi ricordo. Poi bisogna andare sulla tua pagina Facebook, esatto, per rimanere, pagina Facebook, aggiornati. Ricky Massini, ho anche il sito rickymassini.com e lì c'è un po' di tutto. Quando mi ricordo aggiorno le date. È importante. A volte sì, hai ragione. È importante anche per i musicisti, così sono sicuri dove devono andare, se no diventa un casino. Va bene, cosa ci fai ascoltare invece adesso? Ok, ora torniamo con, a proposito di Clive, un altro brano dei Jethro intitolato Nothing is Easy. Questo posso dirlo anch'io. Allora abbiamo qui Nothing is Easy, è facile. Ricky Massini, questa è Nothing is Easy. Yeah. Nothing is easy, don't hang at you, worry, my friend, it's okay. Just take your life easy and stop out there, hurry, be happy my way. When tensions is mounting, if you lost, cause of the plan you made. Just try hard and see why there's not worrying me, that's the last of my life. Nothing easy.
easy, you'll find it a squeeze won't turn not so bad. Your fingers may freeze, want to zap it down, see the time to be had. So if you're alone, we're down to the bone, just give us a play. You're somebody new, I discover that I get you happy my way. Nothing easy. Grazie. Ricky Massini qui al salotto, ci stai facendo fare così un viaggio nel mondo del blues, anche quello diciamo quello più antico, quello più moderno, e insomma abbiamo ripetuto anche un po' di informazioni importanti per quanto riguardano diciamo la tua attività live di quest'estate. Adesso con quale pezzo vuoi salutare diciamo la piazza, quindi Piazza Vittorio e il Lab? Che cosa avete in scaletta a questo punto? Guarda, facciamo un brano di un mitico bluesman con il quale ho avuto la fortuna di strimpellare una volta in un blues festival in Svizzera, il Valle Maggia Blues Festival. Lui era un ragazzino di Chicago che incontrò ovviamente il suo idolo di sempre, Muddy Waters. Il suo nome era Louisiana Red e questo brano si intitola Ride On, Ride, Ride On. Facile. Ride On, Ride On, Ride On. Esatto, Ride On, Ride On, abbastanza. Louisiana Red, è mitico. Aspetta, vado? Però prima. Fai bending però. Bello il vintage però. Ok, vado Giuseppe? Vadi. I left my home with Vicksburg and started chopping off. Made them turn their on knees and the spouse will stick it off. Citizens Committee was give away the fare. So if you die like Cyborg, just get out right here, right on. Right on, right on. I got the right up to my freedom. Let us know that's my home. Made out in a sheep hall where we're supposed to eat. Got myself a sandwich and eat it on the street. Right on. Louisiana Red, right on. I got the right up to my freedom. Let us know that's my home.
another state, to the whole of U.S. Army, to the West Coast integrate. Right on, right on, right on. I gotta ride up to my freedom, there's no one else, that's my home. Now I'm leaving New York, and I do the fine. Have myself above the me is a Dixie line. Right on, right on. I gotta ride up to my freedom. There's no one else, that's my home. Let's go home with the baby. Grazie. Grandissimo. Pep Amato Reines on the bass guitar. Umberto Cesarano on the drums. Yeah. Ricky Massini, chitarra e voce, grazie mille di esserci venuto a trovare, veramente grazie. Grazie a te, grazie a tutti voi, grazie mille.